allineamento che va a formarsi ora. Tutto pronto per questa sesta corsa dall'Arcoveggio. 5-6 anni in pista, non vincitori di 35.000 in carriera. 10 al via, cambio di guida su Arta Terme Jet, sale Marco Volpato. 1 Axezak, 2 Zawadi, 3 Adelasia, 4 Admiral TR, 5 Zibellino Matto, 6 Zuma Horse. Seconda fila 7 Arta Terme Jet, 8 Arco dei Febi, 9 Vasterbo Sky High, 10 Avion Daghi. L'allineamento si è completato. Autostart accelera, entra in dirittura. Sono tutti ben allineati dietro la macchina e si parte con la velocità da parte di Zawadi, che mantiene il comando nei confronti di Adelasia al largo di tutti e Zuma Horse, mentre galoppa Zibellino Matto. Squalificato. Zawadi in vantaggio nei confronti di Adelasia, al largo Zuma Horse che cerca una posizione, mentre incerto sulla prima curva Axezak, che rimane in terza posizione alla corda. 14,7 per il lancio, in seconda pariglia esterna Admiral TR, Adelasia seconda alla corda, viene via subito Avion Daghi che punta in avanti e dopo 250 metri di corsa si proietta deciso a lato di Zawadi, il primo quarto che se ne va in 30 spaccato, e Avion Daghi è arrivato allo scoperto della leader. Adelasia alla corda a precedere Axezak, in pariglia c'è Zuma Horse, quindi ancora Admiral TR, Vasterbo Sky High, quindi Arco dei Febi e Arta Terme Jet. Passaggio davanti alle tribune, Zawadi in vantaggio e Avion Daghi all'esterno, tutti parziali da 15, con Zawadi che guida, Avion Daghi che pressa all'esterno, Adelasia lungo i birilli, poi Axezak che cerca di tagliare fuori Zuma Horse e ci riesce di forza a prendere la seconda pariglia Marco Stefani, frazione in 14,4 addirittura davanti alle tribune. Zawadi in vantaggio, Avion Daghi all'esterno fa fatica, prova a muovere in terza ruota Axezak al chilometro in 1,14,3. Zawadi che cerca la fuga a palo lontano, arriva Axezak, cattivo, sente l'odore del sangue, Axezak che si getta su Zawadi a 400 metri dalla conclusione, la dritta di là passata in 14,8, Axezak mette 3/4 tutta davanti a Zawadi, è già passato Axezak che si sta allontanando da Zawadi, la prima curva ha fatto un po' fatica ma il resto che spettacolo. Axezak, la piegata conclusiva in 14,6, dispersione Axezak, Marco Stefani, Eric Bondo e Fiorenzo Beltrami, la connection vincente. Continua a crescere questo figlio di Love You che vince netto nei confronti di Zawadi, che può essere seconda avanti ad Admiral TR, ma Axezak è un'altra categoria, 28,7 la chiusa, 1,13,4 il ragguaglio cronometrico con questa pista. Axezak, Marco Stefani, Eric Bondo, Fiorenzo Beltrami, prestazione capolavoro per il figlio di Love You che si isola da facile vincitore.